La situazione della società migliora, lei ora ha tutti i pieni poteri, amministratore unico, questo sicuramente dà serenità al proseguo della squadra, chiaramente ci vorranno anche risultati, però è un buon punto di partenza. Sì, stiamo facendo di tutto per dare la massima serenità e tranquillità a questi ragazzi perché capiamo il momento delicato che stiamo vivendo, perché dobbiamo essere sereni e tranquilli, almeno la squadra, per raggiungere questo obiettivo importantissimo per noi che è la salvezza. Devo dire, abbiamo ieri appunto delineato gli aspetti societari definitivi. Con l'uscita dell'amministratore delegato Tirri dal consiglio di amministrazione sono stato nominato amministratore unico, quindi con i pieni poteri fino alla fine del campionato, e che è un impegno gravoso, e di questo ringrazio tutti i soci, in principal modo il presidente Giavarini che ha voluto darmi ancora una volta fiducia da questo punto di vista, e volevo ringraziare anche Peppino Tirri per tutto il lavoro che ha svolto qui ad Agrigento, anche se l'ho, diciamo così, esortato a starci vicino, e lui è stato, come dire, ben propenso a farlo anche a titolo gratuito per definire appunto questo progetto importante di quest'anno che ci deve portare obbligatoriamente alla salvezza. Notiamo una tifoseria un po' con più entusiasmo, abbiamo visto anche ottima l'iniziativa dei piccoli baby qui al campo, tutti fattori che sicuramente danno maggiore tranquillità ed entusiasmo alla squadra. Sì, sono delle iniziative che vogliamo fare e che proporremo anche per il futuro, perché per noi è importante avvicinare, l'abbiamo sempre fatto anche in questi 5 anni, avvicinare la città e la provincia a questa società, a questa squadra. In questo momento importante, come dicevo prima, abbiamo voluto coinvolgere i ragazzi delle scuole calcio perché vogliamo, come dire, farli innamorare di questo sport, di questo calcio, di questa Agragas, che per loro potrebbe essere anche un trampolino di lancio per il futuro. Diceva lei che ci sono anche nuovi interessi, anche di nuova gente che vuole investire, nuovi soci sull'Agragas, in particolare se resterà, diciamo, nella Lega Pro. No, noi stiamo cercando di trovare delle persone che vogliono con noi condividere questo percorso. È chiaro che l'abbiamo già detto centinaia di volte, sia io che il presidente Giavarini, che da soli, insomma, è un impegno molto gravoso che non intendiamo continuarlo, ecco, dal punto di vista societario. Quindi stiamo cercando, esortiamo e invitiamo chiunque voglia far parte di questo grande progetto a farsi avanti, perché è importante mettere, come dire, non solo delle persone nuove in società, ma mettere anche linfa nuova dal punto di vista economico che ci possa garantire un futuro migliore.